Finisce il turno, esce dall'azienda e viene stroncato da un infarto. Caldo intenso sotto accusa per la morte a Ponte della Priola di un 59enne di Villorba. Sul posto lo Spisa, la raffica di ricoveri e malori tra gli anziani. Ma dopo il caldo estremo in arrivo un'ondata di maltempo. La protezione civile decreta l'allerta gialla per domani in tutta la regione. Forti temporali nel pomeriggio anche in pianura. Lo scontro di Fagarè è costato la vita a una bimba di 9 anni. La mamma, indagata per omicidio stradale, è rimasta sconvolta dagli sfratti in via Pisa. Anche lei doveva lasciare l'alloggio, spiega l'avvocato. Nuovo episodio di violenza, non c'è pace per Mogliano Veneto. La scorsa notte 2 risse in pochi minuti in centro, protagonista uno stesso gruppo che non si è fermato neppure davanti ai carabinieri. I video dal carcere, gli attacchi al sindaco Conte, il sedicente 3 per Ciacaloco, espulso dall'Italia a febbraio, non potrà rientrare in area Schengen fino al 2036. Rischia di diventare un caso giudiziario invece il delitto di Canizzano, il processo al killer di Vincenza Saracino detenuto in Venezuela a causa del terremoto, rinviato a data da destinarsi. Dimitri Coin si ricandida alla guida provinciale della Lega. L'annuncio ieri sera a Ring, scatta il toto avversari mentre il partito anche nella Marca cerca di ritrovare compattezza. Sabato avvio dei saldi, dureranno 6 settimane. La variabile del caldo potrebbe frenare gli acquisti, ma ci si attende un buon ritorno al negozio fisico. 11 gattini abbandonati all'Oase Empano di Montebelluna da un uomo a bordo di uno scooter fotografato da una passante. I dati consegnati ai carabinieri e ora rischia guai seri. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque anche questa sera, prima di incominciare con i servizi, in vista di Ring, che lo sapete parte alle 20:45, la nostra prima serata dedicata all'attualità politica, vi sottopongo il sondaggio che vi abbiamo proposto in questa giornata. La Premier Giorgia Meloni lancia la sfida per il Quirinale, dice che è giunto il momento di avere un capo dello Stato non di centro-sinistra. È bufera politica, le opposizioni vanno all'attacco. Matteo Renzi dice che Meloni vuole il Quirinale per sé o un suo fedelissimo. Sullo sfondo lo scontro sulla nuova legge elettorale. E allora vi chiediamo, Quirinale, è l'ora di un presidente di destra? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Come sempre continuate a chiamarci, poi vedremo la vostra opinione nel corso di Ring questa sera, come detto, dalle 20:45. E allora andiamo alla cronaca che ci porta a Susegana. Potrebbe essere l'ennesima vittima del caldo. L'operaio 59enne stroncato oggi pomeriggio da un malore a Ponte della Priola all'uscita dal turno in fabbrica. Temperature altissime, mentre all'Electrolux di Susegana si tocca tra l'altro un nuovo picco di calore sia nell'area tecnologica che in quella imballaggi, 37,5 gradi. Aveva appena terminato il turno di lavoro e stava facendo ritorno a casa quando un malore improvviso non gli ha dato scampo. Franco Favaretto, 59 anni, di Villorba, potrebbe essere l'ennesima vittima di questa ondata di calore che sta investendo anche i nostri territori. Favaretto lavorava alla Smurfit K Italia di Ponte della Priola ed è morto stroncato da un arresto cardiocircolatorio. L'uomo stava tornando a casa quando improvvisamente è crollato a terra in via Caduti di El Alamein. Un malore notato subito da alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. Purtroppo inutili tentativi di rianimare il 59enne che aveva già avuto problemi di salute, come ricordano i colleghi di lavoro intervistati da Nicola Marcato. Siamo scioccati. Purtroppo non ci si poteva fare nulla. Era una brava persona. Assolutamente sì. Meno giocoso di quello del solito. Da quando era tornato dopo la convalescenza? Sì, di solito ti fermava, ti parlava, ti chiedeva della pensione, quanti contributi hai, voleva andare in pensione, voleva andare in giro con la moto, insomma, questo lo faceva sempre lui. E ultimamente non era più lo stesso. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori del nucleo Spisa dell'US 2 per determinare l'esatta causa del decesso, tenendo conto dell'alta temperatura che anche oggi si è registrata in tutta l'area e che a Villorba ha colpito anche un fattorino di 30 anni. L'uomo è stato colto da sincope dopo essere sceso dal furgone mentre effettuava una consegna. Nella caduta ha riportato un trauma cranico, ora si trova in osservazione al Cafoncello. Temperature proibitive per ogni tipo di attività all'aperto e
in aree senza condizionatori. Questi sono i termometri di oggi a mezzogiorno nelle aree tecnologiche e imballaggi dell'Electrolux di Susegana, dove ieri gli operai sono usciti un'ora prima per l'impossibilità di continuare la produzione con queste temperature. Ti lascio immaginare lavorare, fare un frigo ogni 32-34 secondi con 36 gradi dove non ci sono né ventilatori né rinfrescatori adiabatici, non è piacevole di certo. Ecco perché voi vi muovete tantissimo proprio perché siete in catena, non è che siete fermi, scrivete una cosa, cioè siete tranquilli, lì dovete andare avanti veloce. Sì, non siamo nell'ufficio, il paradosso è che a noi gente che viene dall'ufficio ci viene a dire che non fa caldo in catena perché fanno un salto, lavora 8 ore a ritmi vincolati, poi vediamo se riesce a sopportarli tutte le 8 ore. Intanto continua anche la raffica di malori e ricoveri tra gli anziani. In poche ore a Treviso ricoverati un uomo di 88 anni, una donna di 94 per colpo di calore. Altri 2 malori in città, uno alla stazione ferroviaria, un altro in chiesa, a sentirsi male un ottantenne. A Motta di Livenza, pensate, una donna di 93 anni è stata trovata in strada con una temperatura corporea di 42 gradi ed è stata soccorsa. Dopo le prime cure è in fase di ripresa. E proprio di fronte a questa emergenza caldo, Contarina ha deciso di cambiare temporaneamente anche gli orari di apertura degli ecocentri e ha disposto la sospensione delle prenotazioni e l'annullamento di quelle effettuate per il periodo tra domani e l'11 di luglio. Accesso libero quindi, misure temporanee eccezionali per garantire la sicurezza di cittadini e operatori durante l'ondata di calore, salvo eventuali proroghe legate all'evoluzione delle condizioni meteo, fanno sapere dall'azienda. Tutti gli ecocentri del territorio saranno aperti al mattino dalle 8 alle 11 e il pomeriggio dalle 17 alle 20. Restano invariati i giorni di apertura previsti per ciascun ecocentro indicati nell'ecocalendario e sul sito internet di Contarina. D'altro canto il caldo intenso che continua a creare pesanti disagi a quanto pare alle ore contate, vige ancora l'allerta regionale per i picchi di calore, ma il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emanato oggi l'allerta gialla per i temporali che da domani dovrebbero abbattersi sul territorio. Possibili rovesci sono peraltro possibili anche oggi su stasera su zone montane e pedemontane, possibili ma più locali anche sulla pianura occidentale. Domani dal pomeriggio temporali che interesseranno maggiormente anche la pianura, con una probabilità giudicata media di fenomeni intensi, quindi massima attenzione. Poi da giovedì il cielo tornerà a rasserenarsi con temperature però finalmente in calo. Un quadro che ha spinto dunque la Protezione Civile a diramare per domani la fase di attenzione per temporali su tutto il territorio regionale. Sarà gialla anche l'allerta per calore sulle zone di pianura e lungo la costa. Andiamo allo scontro costato la vita a Fagarè a una bambina di appena 9 anni. La mamma, che è ora indagata per omicidio stradale, è emerso che era rimasta sconvolta dagli sfratti e dagli scontri di via Pisa. Anche lei era sotto sfratto e quel giorno era appena stata rimbalzata dall'ufficio casa del comune, ha riferito il suo avvocato. Tempo fa la famiglia aveva ricevuto lo sfratto nonostante fosse in regola con i canoni di affitto e non erano riusciti a trovare un immobile sul mercato privato. Ecco, sappiamo bene qual è la situazione degli affitti ad uso residenziale. Il 16 giugno poi le forze dell'ordine si erano recate presso la struttura per liberare alcune unità dove alloggiavano famiglie con bambini piccoli e questo aveva creato uno stato di paura e di forte smarrimento in Vivian. Racconta le ansie e le paure di una madre, l'avvocato Pastre, difensore di Vivian, la donna indagata per la morte in un tragico incidente stradale della figlioletta Favur Edewede Osabie di soli 9 anni. La bimba viaggiava con la sorellina Victory nell'auto guidata dalla 33enne quando la loro corsa è finita contro un tir il 19 giugno a Fagarè di San Biagio di Callalta a seguito di un'invasione di corsia. Dopo 4 giorni di agonia Edewede è morta al Cafoncello, la madre iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale. Ma quel giorno di metà giugno, prima di mettersi al volante diretta all'ospedale di Oderzo per la visita medica di una delle 2 figlie, Vivian era stata all'ufficio casa del comune. Questo dunque il retroscena. Il 19 giugno, che è il giorno, e quindi arriviamo al giorno dell'incidente mortale,
Vivian si era presentata personalmente presso l'ufficio casa dove non è stata ricevuta e le è stato fissato un appuntamento in una data di molto successiva. Era scossa Vivian da quando aveva visto quegli scontri sotto casa. L'incertezza del futuro forse la stava divorando durante quel viaggio in ospedale a Oderzo. Per l'avvocato non è solo una circostanza umana, ma visto il fascicolo d'indagine, una questione legale e giuridica da soppesare. Emerge veramente uno stato emotivo di forte ansia e stress dovuto a tutte queste vicissitudini, e riteniamo che sia stato un elemento quantomeno di concausa del tragico evento. Non c'è pace per Mogliano Veneto, dove si susseguono gli episodi di violenza. La scorsa notte 2 risse in pochi minuti in centro, protagonista a quanto pare uno stesso gruppo che non si è fermato neppure davanti all'arrivo dei carabinieri. Purtroppo anche ieri sera altra rissa qui a Mogliano, proprio in piazza. Queste risse, queste colluttazioni non devono assolutamente avvenire e non possiamo accettarle. Notte di violenza nel centro di Mogliano Veneto. Il primo episodio si è verificato poco distante da Piazza Caduti, dove un ragazzo egiziano di 19 anni, richiedente asilo, è stato aggredito da un gruppo di persone. È stato lui a dare l'allarme. Soccorso dal SUEM 118, è stato trasportato al pronto soccorso di Treviso con ferite giudicate guaribili in alcuni giorni. Gli aggressori, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbero un moldavo di 34 anni, un albanese di 32 e 2 donne italiane di 25 e 28 anni, tutti in evidente stato di alterazione alcolica. Pochi minuti dopo, lo stesso gruppo si è spostato in Piazza Caduti, dove è scoppiata una seconda rissa, questa volta con una cittadina cubana di 38 anni e un italiano di 67. Anche loro hanno riportato lesioni lievi e insieme agli altri partecipanti sono stati denunciati a piede libero per rissa. Un nuovo episodio che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza a Mogliano Veneto. Guarda caso anche questa volta sono coinvolti degli stranieri e residenti qui a Mogliano. Fortunatamente le forze dell'ordine sono intervenute subito. Dopo le mie richieste c'è stato un potenziamento qui a Mogliano, il numero di pattuglie è aumentato. Secondo il racconto di un testimone, gli scontri sarebbero proseguiti anche dopo l'arrivo della prima pattuglia dei carabinieri. La situazione sarebbe stata talmente concitata da rendere necessario l'invio di ulteriori militari per riportare la calma. C'erano 2 ragazze che hanno cominciato a battibeccare, e passando una pattuglia dei carabinieri, una delle 2 la ferma. In quelle sono intervenuti anche 2 uomini, uno di questi aveva anche un cane, e da lì è partita la rissa, con i carabinieri presenti. Però poi i carabinieri hanno chiamato delle altre pattuglie. Sono arrivate delle altre pattuglie e gli si è tranquillizzata la vicenda. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona saranno ora analizzate per chiarire nel dettaglio quanto accaduto e accertare le singole responsabilità. I video girati in carcere a Santabona e poi ripetuti attacchi al sindaco di Treviso Mario Conte. Per i prossimi 10 anni il sedicente trapper Ciacalocco non potrà entrare in area Schengen. Emergono dunque nuovi dettagli sulla sua espulsione dall'Italia. Mentre Ciacalocco, sedicente artista e rapper, si impegna nel dissing contro il sindaco Conte e i rappresentanti del governo, la polizia ha reso noti ulteriori dettagli sulla sua espulsione. Il giovane 26enne del Bangladesh è stato trasferito ancora nel febbraio scorso direttamente dal carcere di Santabona a Dhaka, capitale del Bangladesh, con provvedimento di espulsione coatta da parte del questore Alessandra Simone. Ciacalocco, che aveva accumulato una serie di condanne penali fin da quando minorenne era arrivato a Treviso, ha ricevuto anche un divieto di rientro in area Schengen fino al 2036. Per lui quindi un rientro in Europa significherebbe arresto immediato ed espulsione obbligatoria. Il video che ha girato in carcere insieme ad alcuni presunti responsabili dell'omicidio di Francesco Favaretto è stato dunque fatto prima dell'espulsione, forse intorno a fine gennaio, e poi messo online a marzo. Da lì l'esplosione del caso Ciacalocco. Quel video ha infatti indignato più di qualcuno. Da lì sono partite altre accuse al sindaco Mario Conte, prima via social, poi via televisiva ed ora anche attraverso un brano rap. Il primo cittadino, che ha deciso di non replicare alle provocazioni, ora sta valutando se querelare o meno il ragazzo.
Rubare il portafoglio a un cliente seduto al bar della stazione ferroviaria di Conegliano è costato caro a un 24enne residente in città, denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato e colpito da un DACUR, ovvero un DASP urbano di 3 anni per il quale non potrà accedere agli esercizi commerciali della stazione ferroviaria di Conegliano né delle aree circostanti. I fatti risalgono al 6 maggio scorso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato, il giovane avrebbe approfittato di un momento di distrazione della vittima per impossessarsi di 600 euro in contanti custoditi nel portafoglio, allontanandosi subito dopo. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione che hanno permesso di identificare il presunto responsabile. Il 24enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato prima denunciato all'autorità giudiziaria, poi il questore di Treviso Alessandra Simone ha provveduto all'ulteriore misura di tutela. Andiamo alla cronaca giudiziaria, perché rischia di diventare davvero un caso il delitto di Canizzano del luglio di 2 anni fa. Il processo al killer di Vincenza Saracino, detenuto in Venezuela a causa del terremoto, è stato rinviato a data da destinarsi. Prima c'è stata, non so come definire, insomma il cambiamento di governo, chiamiamolo così, adesso il terremoto, direi che è accaduto di tutto. C'è dello sconforto nel commento dell'avvocato Luigi Fadalti, legale dei familiari di Vincenza Saracino, per l'andamento del processo al presunto autore dell'omicidio della cinquantenne avvenuto il 2 luglio di 2 anni fa a Canizzano. Perché il 36enne Luigi Nasato, detenuto a Caracas dove era fuggito dopo il delitto, difficilmente tornerà a breve davanti ai giudici venezuelani. Un processo partito male che sta proseguendo in mezzo a 1000 difficoltà. La Procura della Repubblica di Treviso ha trasmesso da molto tempo tutti gli elementi di indagine, ivi compresi gli accertamenti sul DNA. In Venezuela, per quanto sappiamo, il processo si è aperto, si è bloccato in un primo tempo, probabilmente anche in ragione della crisi politica, quindi di un rinnovamento negli uffici di procura, e adesso per ora, da una comunicazione recentissimamente arrivata, perché la situazione è talmente grave da non consentire altro che lo svolgimento delle attività urgenti. Peraltro l'imputato Nasato è tuttora detenuto. Nasato sta bene, nonostante il terremoto che ha colpito duramente la capitale venezuelana abbia lesionato in maniera importante anche la prigione dove è detenuto. Ci auguriamo che la situazione si normalizzi. I contatti con la Fiscalia, cioè l'ufficio di procura venezuelano, continuano a esserci. In realtà il procedimento era già giunto all'equivalente dell'udienza preliminare, tenendo presente che non esiste la figura della parte civile e quindi le persone offese da reato, i parenti, si affidano al pubblico ministero. E con il sisma che ha stravolto totalmente tutte le attività private e pubbliche del Venezuela, ora sicuramente si allontana la verità sulla morte di Vincenza Saracino. È assolutamente imprevedibile lo sviluppo. Era in origine stata fissata un'udienza il 2 luglio che proprio per la situazione attuale ha dovuto necessariamente essere rinviata. Impossibile fare una previsione. Lasciamo la cronaca, andiamo alla politica adesso. Dimitri Coin si ricandida alla guida provinciale della Lega. L'annuncio ieri sera a Ring, scatta il toto avversari, mentre il partito, anche nella Marca, cerca di ritrovare compattezza in un periodo non semplice. La domanda che le faccio, Tranchant, è: si ricandiderà? Sì. Benissimo, è già questa è già risposta poi decideranno i militanti. Senza tentennamenti, risposta diretta. A Ring il segretario provinciale del Carroccio rompe gli indugi e torna in campo per un secondo mandato alla guida della Lega della Marca, spiazzando non pochi in queste ore nel suo stesso partito. Il rinnovo a ottobre, ma i motori già caldi, e il deputato, già segretario prima del commissariamento e poi di nuovo vittorioso nel febbraio 2023, è deciso a proseguire il percorso. È doveroso riproporsi e poi i militanti decideranno. Quindi Dimitri Coin si ricandida. Sì, ma mi proporrò e poi i militanti decideranno. Proporrò con un programma che andremo a discutere. Difficile possa essere però un candidato unitario, vero obiettivo dei vertici regionali del Carroccio per evitare il maxi scontro di 3 anni fa,
quando si presentarono ben 4 avversari, ridotti a 3 dopo il passo indietro di Giuseppe Paolin. La battaglia vide in campo Coin, Riccardo Barbisan e Luciano Dussin, fino al duello finale tra Coin e Barbisan e la vittoria del primo per 13 voti di scarto. Al momento altri nomi, oltre a quello di Coin, non sono ufficiali. Radio Lega sussurra però che lo stesso Giuseppe Paolin potrebbe riproporsi, mentre Barbisan, ora capogruppo della Lega in Regione, spingerebbe per un suo candidato. Un'ipotesi di Roberto Bet sembra invece tramontata. In ogni caso, chi guiderà la Lega Trevigiana da ottobre avrà l'arduo compito di ricompattare un partito in balia di tensioni e spinte centrifughe. Malcontenti sia locali, vedi le sconfitte di Castelfranco e Spresiano, sia nazionali, la guida di Matteo Salvini. Per Coin però chi attacca il segretario perde di vista la complessità del partito. Se operi a livello comunale hai una prospettiva, se operi a livello regionale ne hai un'altra, se operi a livello nazionale ne hai un'altra ancora, se operi a livello europeo ne hai un'altra ancora. Sono livelli completamente diversi. Pensare che sia un unico punto di vista è sbagliato. L'elettore veneto è un elettore particolare, non vota per tifoseria, vota sì per appartenenza, ma valuta anche quello che tu fai. Quindi noi abbiamo la grande responsabilità, in particolare in Veneto, di fare bene il nostro lavoro da leghisti. In mezzo c'è sempre lui, il generale Vannacci, con il suo futuro nazionale. Il sondaggio di Ring premia il 57% di chi lo ritiene più una risorsa che un pericolo per il centrodestra, anche se le resistenze ci sono e non sono poche. Coin non si scompone e anzi lancia la provocazione. Ma ha fatto il suo percorso, se n'è andato. Quello che ha detto sul suo programma non sono stupidaggini, sono secondo me delle necessità del Paese, come avevamo detto anche noi, però quando vai là effettivamente farle tutte quante è difficile. Quindi vuoi sterilizzare Vannacci, ma fallo andare al governo, fagliele fare. E alla fine vedrai che troverai tutte quante quelle difficoltà che abbiamo trovato anche noi in questo governo di centrodestra. Torniamo all'Electrolux, abbiamo parlato poco fa del gran caldo e della mobilitazione dei lavoratori, ma oggi c'è stato anche il secondo incontro con le rappresentanze proprio dei lavoratori per la crisi che sappiamo vivere l'azienda. Siamo disposti a rimanere solo con incentivi a sostegno della riduzione dei costi di produzione, una riorganizzazione del lavoro più produttiva e agevolazioni sui costi energetici. Questa è la posizione espressa dai vertici di Electrolux a Roma, nella sede del Ministero del Lavoro e del Made in Italy. Posizione che secondo le rappresentanze sindacali, se da una parte apre una possibilità di dialogo, dall'altra pone richieste difficili, per non dire impossibili da accettare. Tra l'altro, sottolineano i sindacati, Electrolux non ha nascosto che alcune produzioni potrebbero già andare in Thailandia e in Cina. Nell'avvertenza, lo ricordiamo, sono in ballo 1719 posti di lavoro nelle sedi italiane e di questi 310 nello stabilimento di Susegana. Le parti si riuniranno nuovamente martedì prossimo, dunque il 7 di luglio, sempre al Ministero a Roma. Noi ci fermiamo adesso per un piccolo break, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Dunque, ultimo giorno di giugno, è praticamente già tempo di saldi estivi che inizieranno sabato, dureranno 6 settimane. La variabile però del caldo potrebbe frenare gli acquisti, ma ci si attende, dicono da Federmoda, un buon ritorno al negozio fisico. In un contesto così sfidante come quello di quest'anno, magari accentuato anche dalla canicola, dal caldo, da questo cambiamento climatico estremo, sono sicuramente razionali, necessari e funzionali. I dati previsionali di Confcommercio Veneto e Unioncamere confermano che a Treviso il 60% dei consumatori pensa di spendere come lo scorso anno, da 168 a 224 euro, con la variabile caldo a fare da padrone. L'inizio dei saldi è fissato per il 4 luglio, con termine poco dopo Ferragosto. Per i commercianti niente vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti la data d'inizio, obbligo di indicare il prezzo originario, la percentuale di sconto applicata ed il prezzo finale, garanzia di tutela per chi acquista. I saldi sono centrali e soprattutto sono centrali per ridare forza e focus ai negozi fisici di prossimità nei nostri centri storici. Infatti il 66% dei trevigiani dichiara di preferire
di acquistare durante il periodo di saldi fisicamente. Ecco che qui si rassetta il sistema e finalmente il fisico è rimesso alle stesse condizioni di poter operare come l'online. La variabile dell'e-commerce, la scontistica, i rapporti privilegiati con i clienti iscritti alle varie piattaforme, tutto congiura perché il negozio di prossimità sia meno appetibile, ma i saldi dimostrano sempre che in questa fase il negozio è comodo e sicuro a fronte dei rischi e delle incertezze geopolitiche anche per i turisti. In questo i negozi indipendenti, multibrand che noi rappresentiamo offrono sicuramente un'alta qualità, lo chiede il 60% dei trevigiani, ad alti standard, ma anche costi sostenibili, prezzi congrui, e su questo abbiamo lavorato proprio perché, per competenza, per reputazione, per insegna, per storytelling consolidato. Previsto un buon flusso di clienti nei principali centri storici della Marca, anche se la variabile caldo rischia di penalizzare fortemente l'avvio della prima giornata, con i clienti che potrebbero arrivare solo nelle ore serali. Il trend sarà indirizzato verso capi leggeri e linee fluide, sandali e borse con dettagli di raffia o corda, giacche svuotate informali e pantaloni dai volumi ampi. Lo stile safari con toni neutri dal beige al verde e le lavorazioni artigianali saranno tra i capi preferiti, pratici senza rinunciare all'eleganza. Voltiamo pagina. 11 gattini abbandonati alle 7 del mattino vicino all'oasi Empa Noè di Montebelluna da un uomo a bordo di uno scooter che è stato fotografato da una passante e che ora rischia guai seri. I gattini erano tanti e facevano pena, cioè muoiono fra poco, non lo so. 11 gattini abbandonati alle 7 di mattina in via Gazie, vicino al Bioparco Noè a Montebelluna. L'autore del misfatto è una persona di sesso maschile che è arrivato in scooter con uno scatolone ormai a brandelli, con dentro i micetti disidratati e assetati, e li ha lasciati lì, a bordo strada. Poi è fuggito, credendo di averla fatta franca, ma proprio in quel momento stava passando una ragazza che, insospettita dal traffico di azioni dell'uomo, ha fotografato lo scooter, inquadrando bene la targa. La foto è già stata acquisita dai carabinieri forestali di Volpago. La giovane ha poi visto i micini ormai stremati, con la lingua a penzoloni per la sete, ha raggiunto il vicino bioparco dove ha trovato un volontario con il quale ha provveduto a recuperare e dissetare i pelosetti che ora sono al sicuro nel gattile dell'Empa di Conegliano. Per l'uomo si profila ora una multa consistente e una condanna anche penale. Chi abbandona in strada gli animali rischia fino ad 1 anno di reclusione ed un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, con possibile aumento di 1/3 quando l'abbandono avviene in strada, come in questo caso. Dal bioparco hanno poi contattato la signora Prisca Zaghetto, una volontaria che abita a 500 metri e collabora anche con l'Empa e che ha provveduto insieme a loro a metterli nei trasportini. Qualcuno era già steso per terra con la lingua fuori perché era caldo, avevano sete, io non lo so da quanto tempo erano chiusi nello scatolone. E niente, li abbiamo messi per terra, erano anche buoni, non tentavano neanche di scappare o non avevano la forza, non lo so. E lì abbiamo dato acqua, li abbiamo bagnati, insomma li abbiamo rinvigoriti un attimo. Il problema rimane sempre quello dell'abbandono degli animali, che in estate si fa critico. Se non si può tenerli o sterilizzarli, prima di abbandonarli è bene rivolgersi ai volontari dell'Empa del proprio comune o ai rifugi di animali in difficoltà, ricordando che l'abbandono o il maltrattamento, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale, è un reato per il quale si rischia anche la prigione. È una cosa vergognosa, cioè al giorno d'oggi arrivare a questi livelli qua, secondo me no, non è accettabile. Una notizia di servizio adesso, perché inizieranno domani mattina, siamo a Treviso, i lavori sul ponte del Molinetto di Villa Manfrin, un tratto di strada che è molto frequentato sia da chi si reca nel parco di Villa Margherita che in provincia e sullo Storga. L'intervento consisterà nella sistemazione dei sottoservizi e nell'asfaltatura della strettoia fino all'imbocco con via Ghirlanda, un ridimensionamento della carreggiata per ricavarne un tratto pedonale che ha da subito creato non poche polemiche per via del senso unico alternato che molti vorrebbero regolamentato dal semaforo. Si preparano quindi almeno 2 settimane di passione e pazienza per quanti utilizzano quotidianamente questo tratto di strada, considerando che anche la linea del bus subirà importanti variazioni e quindi attenzione. Noi adesso andiamo alle notizie dal Bellunese.
teneva in casa bombe della Seconda Guerra Mondiale ancora efficienti. Il sequestro effettuato di questo materiale pericoloso dai carabinieri ha messo al sicuro non solo la sua abitazione ma anche le case del vicinato che sarebbero potute essere coinvolte in caso di esplosione. La follia di un bellunese che aveva ammassato in casa armi ed esplosivi ha messo in pericolo tutti quelli che gli abitavano vicino. Pericolo sventato solo grazie a una brillante operazione del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri. All'interno delle sue abitazioni i militari hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale di reperti bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Bombe a mano, granate, spolette e altri ordigni risultati essere ancora caricati con esplosivo ad alto potenziale che avrebbero potuto causare un vero e proprio disastro. Alla fine della perquisizione gli sono stati sequestrati anche 2 kg di marijuana già essiccata. Le indagini hanno poi portato a una seconda perquisizione presso il domicilio di un altro cittadino, anche lui con cittadinanza italiana. E anche nella sua casa i militari hanno rinvenuto e sequestrato materiale bellico, una granata tipo shrapnel, 4 pugnali e una baionetta, tutti illecitamente detenuti. Il primo dei 2 uomini è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato associato alla casa circondariale di Belluno. Il secondo è stato deferito in libertà. Achille Di Falco è il nuovo direttore generale dell'Ulsuno Dolomiti. Il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani lo ha nominato oggi. Di Falco per il nuovo incarico lascia quello di direttore dei servizi sociali dell'Uls 8 Berica. Da domani con contratto triennale subentrerà Giuseppe Dalbeni, il cui incarico era stato prorogato con la formula del commissario fino al 30 giugno e dunque a oggi, a supporto, lo ricorderete, delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Di Falco, classe 1973, ha conseguito la laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche all'Università di Padova e in scienze economiche all'Università di Roma e quindi prenderà servizio da domani. Altra nomina di tutt'altro genere, siamo a Cibiana di Cadore perché a seguito delle dimissioni di 7 dei 10 consiglieri comunali il prefetto di Belluno ha inoltrato al Ministero dell'Interno la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale e contestualmente ha nominato il viceprefetto Antonio Russo commissario prefettizio per garantire la provvisoria gestione dell'ente fino alla prima data utile, lo sapete, per le nuove elezioni. L'amministrazione decaduta era stata eletta a maggio scorso. Quando per trovare parcheggio ci possono volere ore e non stiamo parlando del centro di una grande città, ma delle peripezie che quotidianamente devono affrontare i lavoratori che sono impiegati a Sedico. Comprensorio industriale che interessa circa 5.000 lavoratori, di cui 4/5 lavorano in Essilor Luxottica. Almeno 1 migliaio di loro abitano in altri paesi, molti nella parte nord della Valbelluna, e trovare parcheggio quando vanno a lavorare è tutt'altro che semplice. Per questo motivo i sindacati di categoria pongono l'accento sull'argomento chiedendo un aumento delle linee di trasporto pubblico sulle direttive di maggiore interesse. È un problema grave e importante perché si tramuta in un tema ambientale, in un tema di sicurezza, in un tema di civiltà, in un tema di equilibrio vita-lavoro, quindi è un tema che riguarda l'intero territorio e la popolazione che vi abita. Secondo il nostro approccio la soluzione possibile, una tra le soluzioni, la prioritaria, sarebbe quella di implementare il trasporto pubblico locale aggiungendo una tratta come minimo che vada dalla parte nord della Valbelluna verso questo comprensorio di Sedico, questo bacino di Sedico e Santa Giustina, dove si concentrano parecchie attività produttive, plessi scolastici e quindi c'è un trasferimento di persone importante quotidianamente. Avete la sensazione che ci sia ascolto o no? Noi ci faremo ascoltare. La nostra volontà è questa e ci metteremo tutto l'impegno che il nostro ruolo compete, seguiti e rafforzati dalle persone che ci seguono. In chiusura vi ricordo di nuovo l'appuntamento con Ring questa sera come sempre dalle 20:45, la nostra prima serata dedicata all'attualità politica. Ospiti di Christian Arboit saranno il sindaco di Longarone Roberto Padrin e il sindaco di Lamon Davide Pante e poi il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera della Lega, Giacomo Nilandi del Partito Democratico, Fabio Marin sindaco di San Zenone degli Ezzelini di Forza Italia e Fabio Crea avvocato e
appartenente a Fratelli d'Italia. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre adesso le previsioni del tempo. A tutti una buona serata, arrivederci.